Oggi parliamo di un tema molto delicato, salute mentale. Può essere anche una depressione non curata oppure la necessità soltanto di avere un aiuto, un sostegno da qualcuno. Qui siamo a Porto Torres perché a fine del 1999 è nato un gruppo di autoaiuto, si chiama Nuovi Orizzonti e siamo venuti perché nei prossimi giorni allestirà una mostra davvero speciale. Vediamo di che cosa si tratta. La dottoressa Daniela Luciani è una psicologa ma anche la responsabile del gruppo e fa capo al CSM di Sassari. Sì, diciamo che il nostro ambulatorio fa parte è un ambulatorio territoriale che fa parte del centro di salute mentale via Zanfarino, di cui è responsabile dottor Pitalis, che a sua volta fa parte del Dipartimento Tutela Salute Mentale, di cui è responsabile attualmente dottor Ruiu, Francesco Ruiu. E qui a Porto Torres avete anche un ambulatorio. Sì, l'ambulatorio di cui sono responsabile referente io. Diciamo che l'ex centro di igiene mentale ora viene chiamato ambulatorio psichiatrico. Un punto di riferimento per l'ASL ma anche per l'amministrazione comunale con i quali interagite, insomma. Sì, diciamo che specialmente con i servizi sociali del comune ma anche con gli altri anche assessorati abbiamo ottimi rapporti, anche perché il lavoro che si fa con questo tipo di utenza è un lavoro di rete, non puoi lasciare il paziente da solo e magari se ha bisogno di altre cose, di altri servizi ad arrangiarsi, quindi ci si contatta fra operatori, infatti con l'assistente sociale Parello, che è la referente per i servizi sociali del comune proprio per i pazienti psichiatrici, abbiamo un ottimo rapporto e ci relazioniamo spessissimo. Come mai la necessità e l'esigenza di allestire una mostra? Allora, la necessità è nata appunto dal gruppo di autoaiuti Nuovi Orizzonti, che voleva, oltre che stare insieme, i vari membri del gruppo stare insieme, ma volevano anche sensibilizzare la popolazione di Porto Torres nei confronti della patologia mentale per iniziare a lavorare e combattere lo stigma e i pregiudizi, facendosi loro diciamo un po' carico di questa cosa e uscendo allo scoperto sul territorio. Che cosa fanno esattamente i pazienti del gruppo? Allora, all'interno del gruppo noi ci troviamo, stiamo insieme, si parla, ci si sostiene, ci si incoraggia nei momenti di crisi, si creano amicizie in modo da relazionarsi anche all'esterno del gruppo stesso. Diciamo che il gruppo è il punto un po' di inizio di un percorso di conoscenza, di amicizia. Di solito sono persone molto sensibili che appunto provate dalla vita hanno sofferto, si sono isolate e piano piano hanno perso anche i rapporti con gli altri. E qui piano piano si rimbastiscono questi rapporti proprio perché appunto essendo persone sensibili che diciamo condividono se non gli stessi sintomi, le stesse problematiche, però una sofferenza, che hanno toccato la profondità del baratro purtroppo dei problemi mentali, dei disturbi mentali. Quindi l'occasione per restare insieme e realizzare dell'oggettistica. Sì, abbiamo iniziato anche a fare tante cose insieme, ognuno ha portato le sue esperienze, chi sa lavorare a maglia ha insegnato agli altri che volevano apprendere, chi sa fare decoupage e così via, piano piano diciamo modellato plastico, altre cose. E poi diciamo che anche il gruppo è diventato un po' fonte di idee, appunto l'idea appunto di uscire allo scoperto, come abbiamo detto poc'anzi, per quanto riguarda sensibilizzare la popolazione, ma abbiamo proposto anche delle idee al comune per svolgere delle attività insieme, per allargarla sia ad altre persone che comunque hanno disagi, problemi anche di isolamento, anche se non vengono da noi nell'ambulatorio territoriale del Dipartimento di Salute Mentale, ma anche per altri pazienti con problematiche psichiatriche. Abbiamo fatto insieme anche di recente attività psicofisica, diciamo che il
comune ci ha proposto, cioè noi abbiamo proposto al comune, il comune diciamo ci ha aiutato a realizzare un corso di Tai Chi. Il Tai Chi è un'arte marziale che però viene utilizzata ormai molto a livello salutistico in Cina. Diciamo lo utilizzano da sempre, diciamo l'Occidente ha iniziato da poco a fare questo tipo di attività. Che cosa sta facendo? Una sciarpa, no, sono cose molto belle. Qual è il suo nome? Doloretta. Da quanto tempo viene qui? Io che sono nel gruppo 4 anni. Nel senso che ho iniziato prima con il corso di Tai Chi e dopo sono venuta verso settembre di 4 anni fa, sono venuta con loro, però ho simpatizzato molto con tutti e quindi c'è un rapporto a parte di simpatia, però siamo un gruppo molto unito e quindi ci aiutiamo uno con l'altro, quindi è una cosa bella perché con i problemi che si ha a volte di una depressione, cioè una persona ha bisogno di un sostegno psicologico anche tra noi, chi più di noi stessi che abbiamo passato questa patologia ce li può capire, quindi ci aiutiamo noi. E quindi io a parte che sono quella che un poco sprono gli altri perché ho un carattere, Si vede, signora. c'ho un carattere molto vivace e quindi li sprono e cerco insomma, di non farli adagiare, quindi in un certo senso io per i lavori manuali sì mi piace perché ho fatto anche io dei lavori, però più che altro li aiuto in altre cose che loro per esempio hanno un carattere molto più timido del mio. E quindi non riescono in tante cose a parlare. Lei ha superato una depressione dunque? Sì, ma più che altro perché ho un carattere molto forte, quindi riesco a reagire. Quindi adesso aiuta gli altri, insomma. Sì, anche loro mi hanno aiutato perché c'è un sopportarsi a vicenda, quindi non è che sono loro che sopportano a me e io sopporto anche a loro, quindi e dopo con gli anni impari anche loro a voler bene a te e io a voler bene a loro, quindi è una cosa reciproca, dai e prendi. Quindi non è che sia una cosa che possa andare avanti, però insomma sarebbe di sostegno a chi vorrebbe fare queste cose da poter essere un input anche per le altre persone. Un modo per socializzare, per non stare da soli. Sì, serve perché fare queste mostre ti porta a uscire fuori, a stare a contatto con le persone, cioè dopo noi per esempio queste cose le esponiamo, il ricavato che ricaviamo dalla mostra ci serve per continuare a lavorare, quindi è una cosa molto utile perché ci serve. Lei come si chiama? Anna, Anna, cosa sta facendo? un po' di vernice allora, faccio qualcosina, gli altri mi dicono come, perché non è che sappiamo fare granché, però ci proviamo. Le piace comunque venire qua? Sì, abbastanza. Da quanto tempo viene? È un paio d'anni, saranno 3 o 4, vero? Anche di più, anche 5. Luisa è la seconda maestra, mi dicono, del gruppo. Che cosa sta preparando esattamente? Stavo finendo delle tegole, poi stavo iniziando a fare una ghirlanda. Quanti oggetti riuscirete a fare per questa mostra? Abbastanza, abbiamo di tutto, cucito, collane, scatole, uncinetto, di tutto. La signora Nicoletta invece vedo che sta facendo una cuffia. Sì, un berrettino simile a questo. Sono i primi lavori che sto imparando. Ma lei ha già lavorato la lana oppure è la prima volta? Che faccio berrettini è la prima volta, comunque già un pochino sapevo lavorare con l'uncinetto e perciò non mi è venuto molto difficile. Mi sto un pochino perfezionando ora. Lei di Porto Torres. Io mi sono trasferita qua 3 anni fa. Di dov'è? Sono siciliana. Qua e a Porto Torres comunque sono le uniche persone che io conosco poi alla fine. È come una seconda famiglia, anche se purtroppo per impegni personali non frequento proprio tantissimo, però ho molto piacere a venire qua. Quante volte vi riunite alla settimana? 3 volte. Andrea Urgeghe è il presidente del gruppo. Quest'anno è la 6ª edizione della mostra. Cerchiamo di realizzare e far vedere i lavori che facciamo durante tutto l'anno. È autofinanziato oppure avete comunque dei contributi dagli enti? Noi non vogliamo contributi da nessuno, ci autofinanziamo noi
con un tanto mensile al mese mettiamo un tanto di comprare questi prodotti per fare questi lavori di decoupage. Quanti siete esattamente? 12, poi bisogna sempre vedere il problema familiare, La disponibilità di ognuno. La disponibilità di ognuno, di casa oppure anche familiare, di tutte queste cose qua, come si dice, di salute anche, e quindi il gruppo è questo. Quante ore alla settimana vi riunite? Ma noi veniamo 3 volte alla settimana e ci riuniamo dalle 4, dalle 16 alle 18, 18:30, 3 volte alla settimana. Un modo per restare insieme, per parlare dei nostri problemi familiari, problemi mentali, problemi di qualsiasi genere del nostro gruppo. È difficile per una persona parlare dei propri problemi all'interno di un gruppo? No, all'interno del gruppo non ci sono problemi di parlare, perché ognuno ormai da tanti anni che siamo insieme sappiamo i nostri problemi e quindi ne parliamo liberamente. Quindi mi ritrovo in questo gruppo qua perché penso di aiutarli e di aiutarmi anche loro.